Le fiamme divampano pochi minuti dopo le 19 nel capannone di Lissaro di Mestrino. Ad andare a fuoco un capannone adibito a officina e un deposito di allestimenti per sagre, in cui erano ricoverati anche dei mezzi agricoli. La colonna di fumo visibile a decine di chilometri di distanza ha destato non poca preoccupazione. Uno dei proprietari, prima ancora dell'arrivo delle squadre di soccorsi, ha tentato di mettere in salvo una parte delle attrezzature, rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Padova e Vicenza e dei distaccamenti di Abano e Cittadella con 7 automezzi antincendio, tra cui 3 autobotti e un'autoscala. I 23 vigili del fuoco sono riusciti dopo qualche ora a circoscrivere le fiamme, evitando che le lingue di fuoco potessero intaccare l'abitazione e il deposito adibito a officina. Ad andare distrutto l'intero capannone di 300 metri quadri che in parte è crollato. Le operazioni di completo spegnimento dei focolai e di messa in sicurezza dell'area sono completate poco prima delle 4 della notte scorsa.